Sarà sperimentato nel 2018 l'annunciato sistema di regolamentazione degli accessi in piazza San Marco. Una rete di telecamere dotate di uno speciale software conterà in diretta le entrate e le uscite, mentre sulle vie d'accesso saranno posizionati dei semafori che diventeranno rossi quando si supererà una soglia di presenza stabilita. Non impediamo l'accesso, ma semplicemente lo rallentiamo, lo blocchiamo finché c'è un certo numero di persone in piazza. Uno aspetta, quando il semaforo torna a essere verde, può entrare di nuovo in piazza. Limitazioni che potranno valere per i soli turisti o i soli visitatori giornalieri, lasciando libero l'accesso agli abituali frequentatori della piazza. Va fatta una tessera specifica, no, che evidentemente avranno i cittadini, le persone che lavorano, gli studenti, insomma quelli che hanno tutti i titoli. Magari anche ci aggiungeremo con qualche costo in più i soggiornanti negli alberghi, adesso vedremo un attimo. È chiaro che daremo un vantaggio a chi risiede nel comune di Venezia, nella città di Venezia. Se il sistema funzionerà per piazza San Marco, potrà poi essere esteso ad altre zone della città. Tutto questo vorremmo renderlo trasparente su internet, in modo che uno vede già quanta gente c'è, in questo caso in piazza, piuttosto che in altri luoghi della città, e si regola di conseguenza.